Una buona giornata, ben ritrovati, buon mercoledì, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata, ospiti, collegamenti, cronaca come sempre nel corso di questa edizione. In regia per noi Francesco Cerone e Alberto Pivetta, vi accompagneremo fino alle 13:30 come sempre, poi preannunciandovi il film di oggi. Ci sono già delle notizie di cui danno conto le home page dei quotidiani, andiamo su quella del Corriere del Veneto. Si parla di vacanze e rincari in questo periodo, allora c'è un focus su Venezia. Una capanna al Lido arriva a costare 515 euro al giorno, il parcheggio può raggiungere tariffe da 45 euro sempre per una giornata, il caro trasporti, i prezzi sul litorale da Jesola ad Albarella fino a Caorle e Sottomarina. Procede con la cronaca una notizia che è arrivata questa mattina. Addio a Don Armando Trevisioli, il prete di Mestre dalla parte degli ultimi, è morto all'età di 94 anni. Grazie al suo impegno sono nati i 7 centri Don Vecchi per anziani, l'ipermercato solidale Papa Francesco. Poi sentiremo tra l'altro in un contributo che abbiamo d'archivio proprio le parole di Don Armando, che era un sacerdote sempre avanti, con lo sguardo lungo e soprattutto sempre, come c'è scritto, dalla parte degli ultimi. La morte del tredicenne Chris, investito, lo sapete, da un'auto pirata nel Veronese, spedizione punitiva a casa del 39enne che lo ha investito, in 30 bendati urlavano "ti ammazziamo e torneremo". È stato un pomeriggio di terrore, riferisce il Corriere del Veneto, per l'investitore del giovanissimo calciatore. A Padova, dopo 120 anni, i monaci danno lo sfratto ai fedeli dall'abbazia di Praglia, la comunità benedettina che un po' tutti conosciamo anche da fuori Veneto, non vuole più prestare servizio per la diocesi, i frati devono fare i frati. Queste alcune delle notizie dall'home page del Corriere del Veneto, poi andremo a vedere anche quelle degli altri quotidiani, vedremo anche magari a livello nazionale su cosa si punta in queste ore. Allora partiamo proprio dalla morte di Don Armando Trevisiol, una, lo abbiamo detto, tra le personalità più importanti per Mestre, la sua crescita sociale ed economica. Aveva 94 anni, era nato a Eraclea il 15 di marzo del 29 ed era entrato in seminario, pensate, nel 1942, ordinato sacerdote nel 1954, da sempre attento ai bisogni dei suoi parrocchiani, aveva fondato varie opere assistenziali ed era stato lo storico parroco di Carpenedo, dove aveva fondato, come abbiamo detto, il centro Don Vecchi. Nel settembre dello scorso anno era stato insignito dal capo dello Stato Sergio Mattarella del titolo di ufficiale della Repubblica. Sentiamo proprio le sue parole in quel giorno in una delle ultimissime interviste che Don Armando ha rilasciato. Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, l'aldilà, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale sociale. Da questo sono nati i centri Don Vecchi, quindi ringrazio il Capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho, le ultime ore della mia vita, su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte. E credo che assieme si può risolvere tutto, quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare.
Parole che fanno naturalmente riflettere, quelle di Don Armando Trevisiolo, lo abbiamo detto in apertura, scomparso all'età di 94 anni, naturalmente servizi in ricordo del sacerdote di Mestre nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Andiamo nel Padovano con la cronaca, perché si registrano casi un po' in tutta la regione di infezioni da punture di zanzara. Un padovano di 50 anni è il primo contagiato da West Nile nella provincia di Padova per quanto riguarda questa estate. Gli esperti raccomandano nuovamente naturalmente prudenza e tutte le precauzioni del caso. Primo caso di infezione West Nile su un uomo a Padova. Si tratta di un 50enne residente in città in una zona semirurale. Il paziente è attualmente ricoverato, anche se le sue condizioni sono in miglioramento. Verso la fine di luglio l'uomo aveva iniziato ad accusare una serie di sintomi che hanno insospettito i medici. Dopo essersi recato al pronto soccorso, le sue condizioni sono peggiorate in maniera repentina, necessario quindi il ricovero. Abbiamo fatto anche una verifica vicino a casa sua, abbiamo visto che non ci sono tante larve di zanzara, adulti non abbiamo visto neanche uno, neanche di zanzara tigre, quindi può essere capitato purtroppo che una zanzara che sia infettata con un volatile che è il serbatoio poi abbia appunto il signore. Però diciamo dal punto di vista proprio della presenza del vettore, della zanzara, non abbiamo riscontrato una situazione importante o comunque critica. La situazione sul territorio padovano al momento non è minimamente paragonabile allo scorso anno, sottolinea il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'USS Euganea. È necessario però non abbassare la guardia. Ovviamente sono sempre raccomandate le prescrizioni per ognuno di noi. La cosa più importante è quella di ricordare di mettere dei repellenti sulle parti scoperte. Questo è molto importante anche e soprattutto per chi sta nell'orto oppure per chi si trova in situazioni dove possono esserci zanzare. Anche il caso di febbre dengue degli scorsi giorni può dirsi chiuso. Abbiamo fatto la verifica l'altra settimana per verificare gli adulti, questa settimana per verificare le larve. Perché? Perché hanno utilizzato un prodotto larvicida che, come dire, inizia la sua attività, si può valutare la sua attività dopo 7 giorni, di flubenzolo in particolare, e quindi siamo ritornati oggi. Abbiamo visto che sia adulti che larve non ce ne sono e quindi il caso, la situazione è completamente chiusa. Così dunque attenzione un po' in tutte le province per il diffondersi di zanzare, favorito naturalmente anche dalle piogge abbondanti di queste settimane. Apriamo una finestra sul tema granchio blu, se ne fa un gran parlare in questi giorni, sta devastando purtroppo i fondali anche delle nostre coste, nutrendosi di vongole. Si sta cercando di capire come renderlo un'opportunità piuttosto che un flagello. Questo granchio blu ce ne parla in diretta, lo vedo collegato il nostro Filippo Fois che con Sandro Ponchio è Eraclea. Per quale motivo, Filippo? Buongiorno. Buongiorno, proprio perché stiamo lanciando qua come da problema drammatico, e tra poco vedremo perché, il proliferare del granchio blu può diventare anche un'opportunità. Perché? Perché è un piatto squisito, ce lo spiegherà tra poco Luca Faraon, che è lo chef che lo sta cucinando in tutte le salse. Però io prima darei la parola a Carlo Salvan, che è il vicepresidente regionale della Coldiretti del Veneto. Allora, il granchio blu lo vediamo qua, forse adesso ve lo fa vedere anche Sandro Ponchio. Vediamo sia, dunque questo è il maschio, vedete come grande, poi c'è anche una femmina, vero? Questo è di uova di cui almeno 1 migliaio riescono a sopravvivere. 2 volte all'anno. Dire quanto hanno quando sono rapidi nel diffondersi, anche perché non hanno predatori per cui possono scorrazzare in lungo e in largo. Si stanno diffondendo in Italia, ma la nostra regione è quella tra le più interessate. Sostanzialmente sono le province naturalmente di Venezia e di Rovigo, le 2 sulla costa. Qui cosa sta succedendo? Che problemi sta causando? Sta causando enormi problemi in quanto sta danneggiando un'intera filiera economica, soprattutto di coloro che fanno allevamento di mollusche, di cozze, di vongole, di ostriche, ma sta aggredendo anche purtroppo la fauna ittica e marittima a 360 gradi
in quanto è una specie assolutamente invasiva e colonizzante. Quindi vuol dire compromettere migliaia e migliaia di aziende che fanno di questo lavoro la loro attività imprenditoriale principale e danneggiando un'intera filiera che sul nostro territorio ha ricadute per decine e decine di milioni di euro. Ci sono addirittura delle specie che sono a rischio, delle specialità storiche anche della cucina veneta, per esempio le moeche nella laguna di Venezia potrebbero essere sterminate e una volta che scompaiono da Venezia sono scomparse per sempre, sono estinte. Infatti la raccomandazione che si sta facendo ormai da alcune settimane a questa parte a tutti coloro che sono operatori della pesca e del mare è quella di effettuare la raccolta letterale, nel vero senso del termine, di questo granchio nella maniera più massiva possibile per abbatterne la popolazione e per fare in modo che possa ritornare a dei numeri più sopportabili e che non danneggino la nostra economia. A questo scopo il governo italiano ha stanziato, pensate, 2.900.000 euro. I primi beneficiari siamo noi, però si sta iniziando a diffondere anche nella parte settentrionale della costa dell'Emilia Romagna e poi un pochino anche nel Lazio e nella Toscana. Poi naturalmente sono queste tonnellate di pescato che devono essere smaltite. Il granchio blu è originario della costa atlantica, soprattutto degli Stati Uniti, ma lei mi diceva anche in India c'è, probabilmente è arrivato aggrappata a qualche nave naturalmente che arrivava qui nel porto di Venezia. Come lo sta cucinando? Il prodotto è un prodotto eccezionale, un prodotto molto buono. Qui abbiamo fatto in varie soluzioni, abbiamo fatto un antipasto, abbiamo fatto il granchio blu alla veneziana, quindi bollito, spolpato, tolto dalla polpa e condita semplicemente con dell'olio, prezzemolo e sale e pepe. Poi abbiamo proposto dei spaghettoni fatti a mano, fatti in casa, con il granchio blu, in questo caso spezzato e rotolecchele per rendere più semplice appunto il consumo, e li abbiamo saltati appunto con questi spaghettoni. E come secondo piatto abbiamo proposto il granchio al rosmarino, semplicemente anche questo bollito, spezzato e poi saltato in padella con olio, aglio e rosmarino. Ecco, diceva, manca solamente il dolce, ma ci si sta attrezzando anche da questo punto di vista. Ho sentito che ci sono diverse pasticcerie in effetti in Veneto che si stanno mobilitando. Ci stiamo pensando, l'antipasto primo e secondo siamo riusciti, il dolce ci stiamo pensando e probabilmente arriverà anche quello. Ecco, quindi questa è la situazione. Tra l'altro ci sarà un nuovo incontro organizzato dalla Coldiretti del Veneto a metà settembre, vero? Sì, esatto, vogliamo fare un'occasione di conoscenza e divulgazione appunto di questa valenza anche di carattere gastronomico, coinvolgendo la collettività e quindi non è solo una specie distruttiva, ma visto che dobbiamo anche raccoglierla e smaltirla in qualche modo, può diventare anche un'opportunità gastronomica, e faremo un evento appunto il 16 di settembre a cui consentiremo alla cittadinanza di conoscerne e di apprezzarne le qualità che ha appena descritto il nostro AgriChef. Ecco, quindi pescare e mangiare a più non posto il granchio blu, che tra l'altro è una specialità che già va per la maggiore in altri paesi del mondo. Prima dicevamo che la vendetta è un piatto che ci serve freddo, in questo caso è caldo, no? È sempre servito caldo. In questo caso caldo. Consumiamo il granchio blu perché fa bene, perché è buono, perché costa poco e fa bene all'ambiente. Perfetto, per ora direi che da Eraclea è tutto. Lina, io ti restituirei la linea. Filippo, scusami, ma lo hai assaggiato alla fine questo granchio blu? Sì. No, ancora no. Allora, io no personalmente, conto di subito adesso però per esempio il vicepresidente di Coldiretti per la prima volta l'ha assaggiato adesso. Che impressione ha avuto? Ho assaggiato prima quello alla veneziana, se non sbaglio. Devo dire che al palato è assolutamente saporito, gustoso e degno di essere assolutamente consumato. Ha un gusto diverso rispetto ai granchi che siamo abituati a... No, sì, ma sostanzialmente il granchio è lo stesso sapore, diciamo. Ho capito, perfetto Lina, poi adesso assaggeremo anche noi, naturalmente ci renderemo utili a questa battaglia contro il granchio blu, vi sapremo dire. Allora intanto ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois e Sandro Ponchio da Eraclea. C'era qualche problema di collegamento, ma insomma siamo riusciti a completarlo e a sapere com'è questo granchio. Noi torniamo alla cronaca adesso, perché è arrivata in mattinata una notizia relativa alla vicenda, la ricorderete, di Ronny Levakovic, il 25enne rom che investì a Preganziol con la sua macchina l'utilitaria di due amiche che morirono sul colpo appunto lungo il terraglio. Ecco, la Guardia di Finanza ha indagato sulla situazione di quel nucleo familiare, perché, eccola qua l'home page del Gazzettino, prendono il reddito di cittadinanza, si parla di Levakovic e della sua compagna, ma viaggiano in BMW, parliamo proprio della macchina con cui era avvenuto quell'incidente terribile, costato la vita a due donne, la stessa appunto su cui Ronny uccise le due amiche a Preganziol. Come detto, la Guardia di Finanza ha verificato
la posizione di questo nucleo che appunto percepiva il reddito e anche viveva in una casa popolare, ma evidentemente poteva permettersi macchine di questo tipo. Allora con la regia chiederei di andare a collegarci subito con Francesca Bozza, che è al comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, con il capitano Leonetti, ecco la vedo, per parlarci proprio di questa indagine. Francesca, a te buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia del capitano Daniele Leonetti, comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Treviso. Fiamme Gialle impegnati in una nuova operazione per contrastare gli illeciti in materia di prestazioni sociali. Parliamo di reddito di cittadinanza indebitamente percepito o di assegnazioni di alloggi popolari senza averne i requisiti. Questa volta che cosa avete scoperto, capitano Leonetti? Abbiamo scoperto che una donna intestataria di un alloggio di edilizia popolare nel comune di Treviso ha omesso di indicare nella domanda per ottenere l'appartamento il possesso di un'autovettura di pregio. Si tratta di una BMW M3 coupé, e quindi abbiamo denunciato la donna per il reato di falso ideologico. Quindi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha disposto ulteriori accertamenti. Tra l'altro non è un'auto qualsiasi questa. È un'autovettura che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel marzo del 2022 a Preganziolo, in zona Terraglio, che ha causato la morte di 2 donne. Dicevo, la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso ha disposto ulteriori accertamenti sulle modalità di acquisto dell'auto. Qui si è scoperto che l'autovettura era stata acquistata con un bonifico di 15.000 euro partito proprio dal conto corrente intestato alla beneficiaria dell'alloggio di edilizia popolare. Questo dato finanziario era incompatibile con il reddito di cittadinanza di cui beneficiava la stessa donna, e quindi la persona è stata denunciata anche per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Chiaramente, mi perdono se interrompo, se il comune avesse saputo che era in possesso di questa, che quest'auto era stata pagata con un bonifico partito dal suo conto corrente, non sarebbe stato assegnato a lei l'alloggio popolare. Esattamente, si tratta di un'omissione rilevante che avrebbe comportato la non concessione dell'alloggio nella forma dell'emergenza abitativa. 2 denunce, e quali sono poi state le conseguenze per queste in seguito a quanto avete scoperto? Il Tribunale di Treviso ha condannato la donna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata nella multa di circa 20.000 euro. Inoltre l'INPS di Treviso ha immediatamente revocato l'erogazione del reddito di cittadinanza e chiesto la restituzione degli importi precedentemente erogati. Tengo a precisare che le indagini hanno avuto origine grazie a 2 segnalazioni della Polizia Locale di Treviso e dell'Ater di Treviso. E qui teniamo a precisare che l'attenzione della magistratura, delle forze dell'ordine su coloro che beneficiano di prestazioni sociali pur non avendone diritto è molto alta. In questa specifica indagine si è vista molto bene la collaborazione tra enti pubblici che dunque ha portato a scoprire questo caso. È importante per aiutarvi nelle vostre indagini, nel vostro lavoro, anche sono importanti le segnalazioni che arrivano dai cittadini, laddove dovessero vedere cose sospette, sapendo che magari un cittadino viene aiutato perché è in difficoltà. I comuni e gli enti pubblici sostengono i cittadini in difficoltà in vario modo, attraverso sussidi, bonus, altre forme di aiuto. È importante che gli stessi enti
e anche coloro che ne vengono a conoscenza ci segnalino direttamente o rivolgendosi al numero di pubblica utilità 117 ogni situazione che può sembrare anomala rispetto al quadro che si ha della persona. Un'ultima notazione, il Comune di Treviso ha avviato la procedura per riottenere l'alloggio in questione. Ringrazio il capitano Daniele Leonetti e restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesca Bozza, Mattia Pizzaia, grazie al capitano Leonetti per questo intervento. Poi vedremo se tornare su questo tema più tardi. Intanto noi andiamo avanti, andiamo nel Padovano, dove il comune di Padova ha disposto il trasferimento proprio di alcune famiglie nomadi nell'area di via Longhin alla Stanga e sono scattate le proteste. Fa discutere la decisione del comune di Padova di trasferire le famiglie di nomadi che vivono in via Ferrero all'interno del campo già esistente di via Longhin in zona Stanga, una decisione che ha provocato le proteste di alcuni residenti e anche di una parte della maggioranza, oltre che ovviamente dell'opposizione. Ancora una volta la giunta Giordani tenta il blitz amministrativo all'insaputa dei consiglieri comunali, anche di maggioranza, e della stessa consulta di quartiere 3 Stanga, che appunto era all'oscuro di questa decisione. La decisione di trasferire parte dei Rom di via Ferrero nello spiazzo di via Longhin. L'accusa è anche quella di aver cercato di prendere questo provvedimento approfittando dell'estate e della minore attenzione dell'opinione pubblica. In un periodo ferragostano e quindi nel goffo tentativo di scansare le giuste polemiche sia per quanto riguarda la dignità di queste persone sia per le giuste perplessità e i dubbi che i residenti di quartiere hanno espresso vedendosi improvvisamente ampliare il campo nomadi preesistente in via Longhin. Turrin ha chiesto di convocare la commissione competente perché la giunta riferisca in consiglio comunale e spieghi cosa succederà dopo il 15 ottobre, scadenza di questo trasferimento definito temporaneo. Per affrontare l'emergenza abitativa che non riguarda solo i Rom ma che è molto diffusa nella nostra città. Sicuramente la soluzione non può essere quella di trasferire, di ampliare dei campi nomadi là dove ci sono, ma vanno prese soluzioni a medio e lungo termine. E poi c'è il tema dell'accoglienza dei migranti invece, perché sappiamo che gli sbarchi continuano, in Veneto siamo a oltre 1 migliaio a settimana. Questa sarà una giornata importante perché alle 18 Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, ha indetto una riunione con i sindaci, una videoconferenza online per affrontare questo tema su cui era tornato lui stesso in questi giorni. La provincia di Treviso ospita 2 grandi hub, 2 grandi centri di accoglienza a Treviso e a Oderzo, e lui stesso ha detto è inevitabile che se questi saranno gli arrivi, se gli arrivi continueranno con queste dimensioni, ogni provincia dovrà ricavarne di propri. Si torna un pochino a quello che era in passato con i centri di Cona, Bagnoli, eccetera. Allora, su questo tema dell'accoglienza, con appunto il dibattito politico e poi tra i primi cittadini, lo abbiamo detto, continua, il sindaco di Montegrotto Terme, comune che già ospita richiedenti asilo, con quella che è definita invece accoglienza diffusa, che è poi la strada che hanno indicato sia Conte che il governatore Zaia, interviene proprio su questo tema. Sentiamolo. L'accoglienza diffusa può veramente aiutare ad affrontare un problema che non è più emergenziale perché esiste da almeno 15 anni. Gli hub, i CAS, i centri di accoglienza straordinaria vanno evitati come la peste perché questi genererebbero grandi problemi di tenuta sociale e anche non garantirebbero una degna accoglienza. Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, non ha dubbi in tema di accoglienza. Gli hub non sono una via percorribile, sono dannosi per i cittadini e per chi deve soggiornarci. La necessità ora è che si sblocchi lo stallo che si sta creando. Stiamo assistendo ad un teatrino di chi governa ma decide di non decidere. Tradotto, a livello governativo centrale
e a livello regionale abbiamo delle indicazioni, bisogna fare l'accoglienza diffusa. A livello territoriale gli stessi amministratori che appartengono ai partiti di chi predica l'accoglienza diffusa dicono no all'accoglienza diffusa. Quindi è chiaro ed evidente che i cittadini italiani sono presi in giro da chi in realtà non vuole gestire questo fenomeno causando tensioni sociali. Fondamentale per realizzare l'accoglienza è trovare dei fondi. In una regione come il Veneto, dove sono solo 19 i progetti di accoglienza diffusa presenti, vanno fatte delle riflessioni e soprattutto se il governo, come dice il ministro Piantedosi e come dice la Meloni, invita all'accoglienza diffusa, deve avere anche il coraggio di finanziarla questa accoglienza diffusa, perché se si predica e basta senza metterci i quattrini non si possono lasciare gli amministratori, i sindaci soli ad affrontare questa situazione che con il nuovo governo in merito di sbarchi è più che triplicata rispetto agli anni pregressi. Di questo tema dovremo riuscire a parlare tra non molto, proprio collegandoci da Cassugana con il sindaco Mario Conte, che come detto alle 18 come presidente ANCI dovrebbe sentire appunto quelli che sono gli umori dei primi cittadini del territorio veneto su questo ambito. Intanto noi andiamo a parlare di sicurezza stradale con il caso che sta montando a Cadoneghe, gli autovelox della discordia che stanno arrivando addirittura in procura. Contro l'autovelox i cittadini si sono addirittura riuniti in piazza, il sindaco annuncia verificheremo se i documenti sono in regola e allora proprio dal luogo in cui è installato vedo collegati il nostro Federico Fusetti che è con Cristian Roque Allende insieme a Nadia Limberto di Alleanza Cadoneghe 2024 e Michele Schiavo, ex sindaco di Cadoneghe, dovrebbe essere corretto. A te la linea Federico. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo ancora, verrebbe da dire, a Cadoneghe, insomma stiamo seguendo questa vicenda un autovelox molto contestato dai cittadini, installato alcuni mesi fa e che ha fatto molte vittime, più di 20.000 le sanzioni già registrate. Proprio alle nostre spalle c'è questo palo che appunto viene così discusso. Ieri sera addirittura cittadini che in maniera spontanea si sono trovati in piazza per una protesta ovviamente pacifica, ma insomma per chiedere al sindaco di cambiare idea e quindi è veramente una vicenda che ogni giorno riserva novità. Nadia Limberto di Alleanza Cadoneghe 2024, che aria si respira a Cadoneghe? Aria di protesta. Tengo io. Aria di protesta, di malcontento e questa percezione di ingiustizia. Per quale ragione? Perché questi autovelox che in questo momento non vengono contestati rispetto all'installazione in sé, ma al modo in cui sono stati installati, quindi senza nessuna informazione preventiva, senza un periodo di preparazione all'utilizzo dell'autovelox. Per esempio si poteva utilizzare l'autovelox in alcune fasce orarie, per esempio notturne, in modo da non andare a toccare gli orari in cui i lavoratori specialmente percorrono questa strada anche 4 volte al giorno. Protesta legata al fatto che sono davvero piombate tantissime multe. Ci sono persone, qui ne abbiamo una vicino, che hanno ricevuto nel giro di pochi giorni 3, 4, anche 8 multe con importi assolutamente significativi. Non sono state pensate alternative agli autovelox che avrebbero potuto essere invece immaginate, come per esempio valutando ovviamente in base alla tipologia di strada i dossi piuttosto che i guardrail che proteggono le zone in cui la strada si affaccia sulle abitazioni, e quindi tutte queste cose aprono l'interrogativo su cosa si intende qui a Cadoneghe per sicurezza. Michele Schiavo è stato sindaco anche, ma voi siete contro il limite dei 50 km all'ora ad esempio? No, come ho già avuto modo di dire, assolutamente no. Qui ci stanno i 50 all'ora, quello che non ci sta è l'atto di persecutorio, ecco, di andarli a misurare con una determinata maniera. Si misuravano anche prima con autovelox mobili negli orari e con pattuglie, adesso purtroppo la polizia locale è decimata nonostante questo grado di sicurezza che a Cadoneghe sembra portato alle stelle, con tanta spesa ma probabilmente un po' meno frutti. Quindi
Quindi ribadisco, noi non vogliamo assolutamente che venga tolto, andremo a vedere quando ci daranno tutte le documentazioni del caso se sono in regola sostanzialmente, e in quel caso ci affidiamo a una buona responsabilità, siccome viene sempre detto anche come luogo comune che si amministra come padri di famiglia. Ecco, questo è un esempio che assolutamente non sono padri di famiglia. Da sindaco a sindaco cosa dice a Schesaro? Io credo e gli auguro veramente di uscire da quel periodo di adolescenza che purtroppo a volte amministrando gli fa fare degli errori. Grazie a Michele Schiavo, grazie a Nadia Limberto. Insomma, torneremo ovviamente su questo argomento. Intanto per il momento ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti da Cadone, che sì, torneremo anche noi tra poco a parlare di sicurezza stradale. Intanto saluto e ringrazio in studio con me Giorgio Granello, buongiorno, coordinatore di Treviso di Forza Italia, ma anche altro, parleremo anche di sfratti, di situazione abitativa, Giorgio, tra poco, anche consulente del Tribunale, insomma uno sguardo a 360 gradi anche su quella che è la situazione proprio del disagio in questo momento. È collegata in diretta da Cassugana ancora la nostra Francesca Bozza, che vedo col sindaco Mario Conte in veste di presidente ANCI nella fattispecie. A te la linea, Francesca. Sì, esatto, Lina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ci siamo spostati a Cassugana, con me il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente ANCI Veneto, che nel pomeriggio intorno alle 18 ha convocato una riunione online con i suoi colleghi sindaci sulla questione migranti e accoglienza. Perché e che cosa dirà ai suoi colleghi? Noi sindaci siamo abituati a confrontarci su tutti i temi che ci vedono protagonisti, e certamente in questo momento, in questo periodo storico, il tema dell'immigrazione è uno di quei temi che ci sta vedendo tutti impegnati e anche molto preoccupati. Quindi sarà un incontro dove verranno illustrati i numeri di questo fenomeno e soprattutto metteremo sul tavolo tutte quelle che sono le difficoltà dei sindaci, cosa che io ho già portato al tavolo dei prefetti, per poi cercare di avere una linea comune a fronte di un'emergenza umanitaria così importante. Poi, ripeto, il protocollo che è stato sottoscritto è una condivisione di intenti e non è un contratto firmato. Cercheremo però di capire se c'è la possibilità di uscire con una linea unitaria, fermo restando che io capisco e rispetto le posizioni di tutti i sindaci, sia quelli più disponibili sia quelli un po' più rigidi, perché è un periodo davvero complicato per le comunità e per coloro che devono assumersi delle responsabilità, che sono proprio i sindaci. Ecco, ricordiamolo quella che è la sua linea in tal senso, e quella che immagino sarà anche la proposta che avanzerà ai suoi colleghi stasera. No, noi a fronte dei numeri crescenti e quotidiani abbiamo chiesto quantomeno la disponibilità a sedersi attorno a un tavolo con i prefetti per cercare di capire se ci sono delle possibilità nei territori. Poi ovviamente ci sono dei sindaci che hanno detto che non hanno alcuna possibilità, qualcuno ha manifestato la possibilità anche attraverso associazioni del territorio, piuttosto che parrocchie, piuttosto che privati. Non si chiede ai sindaci di mettere a disposizione appartamenti comunali, quindi nessuno chiede di sottrarre disponibilità alle proprie comunità, però chi meglio del sindaco conosce le potenzialità del proprio territorio. Allora, a fronte di numeri sempre più crescenti e con l'obiettivo di evitare tendopoli, evitare grandi assembramenti, cercheremo di capire se possiamo portare sul tavolo dei prefetti una soluzione. Capisco che è complicato e capisco che le sensibilità sono diverse, però riteniamo altrettanto importante il confronto con i sindaci, anche perché a quel tavolo io con i prefetti mi siederò e lì porterò tutte quelle che sono le nostre possibilità e le nostre difficoltà. Ultimissima domanda, perché il sindaco deve scappare. Siamo stati, lo hanno visto poco tempo fa, pochi minuti fa, in Guardia di Finanza, questa operazione che ha portato alla denuncia della compagna di Levakovic, che insomma era partito dal suo conto corrente il bonifico per l'acquisto dell'auto poi coinvolta nel drammatico incidente. Lei percepiva reddito di cittadinanza e aveva anche una casa popolare.
Ovviamente ci tengo a sottolineare per i telespettatori auto di grossa cilindrata non dichiarata al comune, quindi qui ritorno al fatto che le autocertificazioni fanno acqua da tutte le parti in Italia, non a Treviso, però mi fa piacere pensare che il protocollo che abbiamo sottoscritto tra Comune di Treviso e Guardia di Finanza sta cominciando a portare dei risultati importanti. Da qui il mio ringraziamento al comandante provinciale, a tutti gli uomini della Guardia di Finanza, anche agli uomini del Comune di Treviso, dei servizi sociali, che hanno fatto un lavoro importante di confronto e incrocio dei dati, che hanno portato a questa situazione dove un furbetto, oltre ad aver avuto in modo certamente non corretto e non meritato l'alloggio popolare, si è approfittato anche del reddito di cittadinanza. Quindi adesso via il reddito, via la casa, e è giusto tutelare le persone per bene, coloro che hanno realmente bisogno, e non certo queste persone che se ne approfittano del sistema e soprattutto sottraggono risorse alle persone per bene. Va cambiato quindi questo metodo dell'autocertificazione, alla luce anche delle operazioni che stanno emergendo sempre più spesso? Ah sì, è un tema che io ho cercato di portare ai tavoli a tutti i livelli. Ovviamente se vogliamo sostituire le autocertificazioni dobbiamo avere il personale per poter verificare pratica per pratica. Noi lo facciamo a campione, ovviamente ci sono delle situazioni che sono particolarmente attenzionate come quella in oggetto, e ha portato a questo esito. Questo significa che i controlli ci sono, questo significa che c'è massima attenzione da parte dell'amministrazione comunale e soprattutto una grande sinergia con le forze dell'ordine. Grazie al sindaco Mario Conte. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Francesca, e con Mattia Pizzaia grazie al sindaco Conte. Subito un flash, Giorgio Granello. Intanto su quest'ultimo caso, lei che si occupa anche come referente di Confassociazioni di gestione, anche amministratori di condominio, gestione di queste situazioni abitative, e poi purtroppo vede quello che è il tema sfratti crescere, montare, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi. E poi ci sono situazioni come questa. Sì. Come spiegarlo al cittadino? Non è facile spiegarlo, perché anche con l'ospitalità diffusa, quindi vuol dire accogliere all'interno negli appartamenti, che la maggior parte dei casi sono in condominio, e spiegare a loro del perché devono integrarsi e quindi disabituarsi a quella che è la vita, la routine della vita normale a cui erano appunto così abituati a fare. Anche perché poi la drammaticità dei condomini è dove non ci sono le risorse per pagare le spese di condominio, quindi nel condominio che ci sono immobili che sono sotto sfratto o sono in attesa di sloggi, soprattutto per condomini esecutati, è chiaro che per il condomino a posto, per quel cittadino a posto, le spese e il contributo alle spese da dare all'amministratore sono insufficienti per garantirla. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui andiamo ad accogliere all'interno di determinati condomini, bisogna che vengano anche garantite quelle spese, altrimenti metteremmo in sofferenza tutto il resto della popolazione in quell'ambito. Quindi non è semplice trovare una soluzione così diffusa, e quindi qualcuno deve dare le garanzie. E chi può dare le garanzie? Lo Stato non è in grado di farlo, i comuni tantomeno. Il piccolo proprietario che magari accoglie queste persone si deve sobbarcare anche le spese per gestirle queste cose qui. Quindi trovarli possono essere solo dei santi uomini, delle sante persone, che però devono mettere mano comunque al portafoglio. E poi c'è il tema che ce ne sono pochi alloggi, no? Perché trovare una casa in affitto anche a Treviso, per esempio, che insomma non ha mai avuto finora le problematiche di grandi città, di centri più popolosi, è diventata un'impresa, lo è diventata anche per famiglie che una volta erano tutelate, mamme con bambini, eccetera. Cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo semplicemente che affittare oggi non è semplice, al di là dei costi e del rischio, soprattutto perché la norma prevede che se tu affitti a qualcuno lo devi fare per la lunga durata, non è possibile affittare per tempi brevi. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui
quell'inquilino non dovesse pagare, non dico solo l'affitto, ma in più anche le spese condominiali, per quel piccolo proprietario spetta solo una procedura giudiziaria di finita locazione per morosità o per morosità in particolare, però i tempi sono lunghi per liberarlo, quindi non solo il pensiero di come verrà rilasciato quell'immobile, perché poi anche l'inquilino si incattivisce, e tante volte abbiamo avuto tantissimi proprio constatazioni di distruzione quasi dell'appartamento. Quindi non è facile, e quindi chi acquista o chi dà in locazione lo fa per reddito, e quindi se viene a mancare il reddito oggi si gira e si versa verso altre soluzioni. Siamo già nella seconda parte dell'anno, era un anno, questo 2023, temuto proprio sul fronte degli sfratti, dopo tutte le vicende Covid, il blocco eccetera. Come sta andando? Sì, no, non sta andando bene, perché lo dico per la capacità abitativa che può dare immobili di questo tipo finalizzati alla locazione, perché proprio per quello che dicevo poc'anzi, si stanno riempiendo le procedure, quindi uno sfratto per morosità vuol dire che non paga il contributo, quindi non paga l'affitto, non paga le spese condominiali da un po' di tempo, quindi si stanno accumulando costi, e poi gli sfratti in particolare sono gestiti dagli ufficiali giudiziari che devono mettersi in contatto, soprattutto in caso di minori o di donne sole, robe di questo tipo, non è che autorizzino immediatamente, quindi si comincia con la prima, con la seconda proroga e i tempi si allungano. È chiaro che poi dopo anche la terza proroga eventualmente arriva e lì non c'è niente da fare, solo che il problema poi si rigira verso gli assistenti sociali che non sanno dove trovare il posto, l'alloggio, di garantire almeno un minimo di dignità magari per qualcuno, perché non sono solo quelli che magari fanno i furbi, sono quelli che magari sono in difficoltà col lavoro o hanno perso il lavoro e sono andate male le cose dove lavoravano e via dicendo, sono molteplici. Quindi oggi trovare un alloggio anche per supportare quello che è l'azione giudiziaria dello sfratto non è semplice. Ancora più drammatica è quello dello sloggio. Lo sloggio è la liberazione di un immobile che è demandato al custode giudiziario, e che quello avviene nel momento in cui un qualcuno acquista quell'immobile all'asta. Ecco che l'ordine del giudice è perentorio, a quel punto lì anche in 4 e 48 purtroppo queste persone vengono messe fuori. Sono situazioni dolorose, sgradevoli comunque, no? Sono dolorose perché poi alla fine si arrivano lì con le forze dell'ordine, si aprono le porte, la gente non ha fatto le valigie. Le è capitato di assistere a scene di questo tipo? Se come custode giudiziario mi è capitato più di qualche volta, e la drammaticità proprio perché poi chi ha comprato, la norma prevede che gli venga dato il bene acquistato, quindi devi procedere, però sono situazioni veramente devastanti perché gli stessi assistenti sociali non sanno veramente cosa fare. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, Giorgio, poi torneremo a parlare anche sotto l'aspetto politico di questi temi. A tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Torno a salutare Giorgio Granello, coordinatore di Forza Italia di Treviso, che è ospite qui con noi in studio. Stavamo parlando, viste le molteplici vesti di Giorgio Granello, che oltre a referente di Confasociazione è stato anche sindaco, insomma le tematiche dell'emergenza abitativa, degli sfratti, delle case popolari sono purtroppo ben note. Andiamo sul tema dei migranti però, Granello, e in questo nella veste proprio di coordinatore di Forza Italia. Qual è la posizione vostra anche sull'apertura che abbiamo sentito da parte del sindaco Conte, presidente ANCI, all'accoglienza diffusa, che sembra in questo momento non essere accolta positivamente dai sindaci, dai comuni, ma molte altre strade non ce ne sono, se non quelle delle maxi strutture?
Sì. No, stiamo seguendo anche noi con particolare attenzione queste tematiche perché il flusso è continuo, lo sarà sempre in maniera maggiore e quindi il pensiero sempre ai grandi centri di accoglienza, ma perché? Ma perché il centro di accoglienza grande magari ti porta a convincerti, anche se non è del tutto vero, che magari all'interno di strutture più grandi anche gli ospiti sono più controllati, sono più seguiti e via dicendo. Ma è il grande tema che non si può creare un punto terribile per quelli che sono poi la cittadinanza vicino che deve convivere nelle strade, che deve convivere con tensioni continue. È chiaro che l'assistenza, quindi l'accoglienza diffusa, è quella che permetterebbe all'ospite di integrarsi maggiormente, perché comincerebbe dai piccoli nuclei e quindi potrebbe familiarizzare. È chiaro che però queste persone poi devono essere anche un certo qual modo seguire. Chi può seguirla? È chiaro che nel momento in cui entrano dei comuni la responsabilità è del sindaco, dell'amministrazione. Queste persone che fin tanto che non avranno un lavoro, fin tanto che non avranno un'occupazione, fin tanto quanto non saranno seguiti anche per i figli, per qualcuno l'avvicinarsi alle scuole e quindi la convivenza con il resto della cittadinanza. Allora, se parlassimo di piccole entità, sono molto più assimilabili nel mercato e anche nella vita quotidiana. È chiaro che il rovescio della medaglia poi a chi spetta il compito di seguirli e di risolvere le problematiche che per forza, inevitabilmente, comincerebbero ad avere nel momento in cui vanno a abitare in questi piccoli nuclei, perché devono cominciare a rapportarsi, non conoscono la lingua, non sanno da chi andare, non sanno. Quindi forse il tema potrebbe essere anche quello giusto, però ci vorrebbe quell'accompagnamento anche per abituarsi loro a vivere nel nostro territorio e con la nostra gente, perché non c'è niente di peggio che non conoscere per esempio la lingua. Senta, però ci sono, lei che frequenta anche le categorie economiche, ci sono imprese disposte anche a questo. Abbiamo sentito addirittura dalla Camera di Commercio dire forniteci lavoratori giovani, affidateceli, siamo disposti a farglielo fare noi questo percorso anche di conoscenza della lingua eccetera, perché c'è un bisogno disperato in questo momento di manodopera, di forza lavoro. Sì, ecco, quello è l'altro tema dove abbiamo assolutamente bisogno di certe manovalanze, certi lavori che i nostri non sono più disposti a fare. E tanto è vero che le aziende, soprattutto le grandi medie aziende, stanno proprio soffrendo per la mancanza di queste persone. È chiaro che nel momento in cui l'azienda si assume il compito di poterle assumere, provare, formare all'interno della propria realtà, magari potrebbe essere demandato a loro proprio anche quel compito di assisterli su quella che è la conduzione del nucleo familiare, quindi la vita all'interno delle. Probabilmente è venuto molte volte nel passato, io mi sto riferendo anche a tanti anni fa, dove tante aziende che portavano all'interno delle proprie attività persone davano anche la disponibilità con i propri immobili, perché trattandosi di aziende anche importanti hanno sempre anche investito nel mercato immobiliare e quindi anche per loro avevano, rovescio della medaglia, la certezza di avere l'introito della locazione perché erano loro stessi la fonte del guadagno, quindi era un ciclo abbastanza chiuso. Questa cosa qua c'è ancora onestamente, perché noi vediamo adesso, noi naturalmente trattiamo anche con le immagini televisive che sono di impatto, questi sbarchi sulle coste, ma noi abbiamo anche un'immigrazione dall'est Europa e dai Balcani via terra che è costante e va avanti continua, sì, da decenni e in questo senso vediamo effettivamente insediarsi in tantissime realtà di tutti i generi, dalle aziende al settore dei servizi, al turismo, all'agricoltura, bravissimo. Andare a lavorare nei campi, oggi saper guidare un trattore, che sono lavori comunque faticosi, e soprattutto nel nostro tessuto
tessuto urbano in quel tema lì abbiamo una miriade di piccoli agricoltori che sono quasi sempre tutte persone che hanno superato la sessantina, la settantina e avrebbero bisogno di queste opportunità. Quindi potrebbero essere ben viste e anche programmare, ecco, qui potrebbe essere il tramite attraverso le camere di commercio oppure attraverso le associazioni di categoria. Sto pensando a Coldiretti invece che a tutte le associazioni dei piccoli agricoltori e via dicendo, ma nelle aziende anche medie e grandi, perché tante volte manca anche la persona che fa il magazziniere. È chiaro che con i rischi di fare anche un lavoro, chiamiamolo manuale, le persone vanno formate per prevenire incidenti, perché abbiamo avuto anche tanti casi appunto che ci hanno scottato anche a livello di immagine, dove a volte poi non devono essere lasciati solo, devono essere introdotti veramente, perché comunque parliamo di vite umane. Quindi da parte vostra ci sarebbe un'apertura a questo? Mamma mia, sì, sicuramente siamo favorevoli ad attivarsi anche per favorire questo processo. Senta Granello, lei che è stato sindaco di Ponzano Veneto, a Ponzano lo salutiamo anche Donaldo Danieli, mitico parroco di Paderno di Ponzano, il parroco degli immigrati veniva chiamato a un certo punto quando offriva l'oratorio per le loro riunioni, le loro preghiere. Parliamo di 30 anni fa, di fatto 20-30 anni fa, ma aveva visto anche lungo. Fino a 10-12 anni fa, finché lui è arrestato, ricordo che a quei tempi ero sindaco, e a quei tempi lì è stato proprio quello che ha fatto, aveva visto veramente il futuro, dove lui accoglieva nella propria struttura, che era privata, quindi nessuno poteva impedirglielo di fare, e veramente seguiva e introduceva tantissime persone. Abbiamo ancora oggi, credo, nel nostro territorio persone già di allora che si sono integrate perfettamente. E in quel caso aveva funzionato questo esperimento di Donaldo Danieli, che salutiamo con affetto sempre. Allora, altro tema, quello del PNRR, del definanziamento del PNRR, altro tema con cui i comuni stanno avendo a che fare. Allora ci colleghiamo con il nostro Daniele Garbin da Vicenza perché ce ne parla di questo tema il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, che in qualche modo rassicura sull'arrivo di questi fondi che i sindaci hanno già messo nei bilanci, e soprattutto ci sono cantieri in partenza, insomma, anche a Treviso e nelle altre città ormai imminenti. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in compagnia di Mattia Ierardi, capogruppo in città del gruppo di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui oggi perché parliamo dei fondi del PNRR e in particolare di quella quota che il governo ha inteso definanziare, diciamo così, e che ha spaventato molti comuni d'Italia, anche nel Vicentino, proprio per le opere che hanno già ottenuto i fondi per avviare i cantieri. Ecco, il governo aveva comunque dichiarato che aveva intenzione di garantire questi progetti già approvati con altri finanziamenti, ma i sindaci, tra cui anche quello capoluogo, sono preoccupati proprio per questa mancanza di chiarezza, diceva. Nel frattempo il ministro Fitto ha fatto una dichiarazione in aula, quindi nessun progetto è definanziato, semplicemente cambia la fonte di finanziamento, quindi una cosa completamente diversa. Io per questo sono qui a chiedere all'amministrazione se è stato fatto un check, un controllo dei progetti che abbiamo lasciato in eredità, progetti che alcuni dovevano anche partire con i cantieri quest'estate, ma non vedo nessun tipo di cantiere a partire, ma soprattutto nemmeno l'ombra di una dichiarazione. Quindi chiedo all'amministrazione, e ripeto, senza cercare scuse con chi dete il vostro governo, come mi è stato risposto nei giorni precedenti, ma chiedo, è stato fatto un check vero e proprio per sapere a che punto sono i cantieri? Poi la fortuna di un cambio di finanziamento porterà anche alla possibilità di avere tempi più lunghi, ma c'è una volontà di portare avanti quei progetti, di concluderli, o c'è una volontà di stravolgere tutto e rivedere e cogliere l'occasione perché non potendo e non sapendo fare si vuole andare a guardare altrove? Questa è la domanda che faccio all'amministrazione. C'è qualcosa di concreto? Riusciremo a vedere qualche cantiere che partirà? Ecco, allora innanzitutto tradotto, e ci sta anche la polemica e così il dibattito politico proprio delle contrapposizioni, però ai sindaci che in qualche modo chiedevano garanzie non avendo informazioni, possiamo tradurre cosa significa? Cioè verranno garantiti effettivamente i progetti che sono stati già approvati?
Il Ministro Fitto lo ha dichiarato in aula che tutti i progetti saranno garantiti, cambia la forma di finanziamento, ovvio vanno perfezionati alcuni filoni di finanziamento con l'indirizzo del governo, ma tutti i progetti sono garantiti, tutti i progetti possono andare avanti, quindi non capisco perché non si proceda e non si mettano a terra questi importanti investimenti. Se questa è l'occasione per cambiare il volto della città, non vorrei mai che diventasse l'occasione per fermarsi e perdere il nuovo treno come al solito a Vicenza. Ecco, c'è qualche progetto che le sta particolarmente a cuore, che magari lei stesso ha portato avanti e ha visto magari qualcosa già avviato, per cui voglio dire, non corre il rischio? No, tutti i progetti sono importantissimi, ovvio, ci tengo particolarmente per quello di Campomarzo perché ci ho lavorato sia nel reperire le somme che nel sviluppare il progetto, è importantissimo perché può cambiare il biglietto da visita della città fuori dalla stazione, serve, è fondamentale per dare nuova vita e riappropriarsi di quello spazio, quindi quello è uno, ma tutti i progetti legati all'ex PNRR in questo caso o al PNRR meritano il massimo impegno, è stato un grandissimo lavoro portare a casa e reperire i fondi, ora vanno messi a terra e va data una risposta alla città dopo anni di immobilismo. Va bene, allora con questo ringraziamo Mattia Ierardi, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele Garbin, grazie al suo ospite. Altro tema, PNRR definanziato, il governo ha assicurato granello ai comuni che comunque i soldi, i fondi arriveranno, anche se la definizione della provenienza di questi nuovi fondi non è chiarissima. Nei panni di un sindaco non è semplice mettersi. Non è chiaro e d'altra parte i sindaci si trovano con contratti già, con bandi già fatti, con assegnazioni già fatte, quindi cantieri che avrebbero dovuto partire e che c'è l'incertezza e quindi qua ci ricolleghiamo a tutto l'altro e di fatti sono terrorizzati che in un certo qual modo queste aziende si spostino su altro, perché queste aziende che devono scegliere con la loro forza lavoro e quindi avendo vinto l'appalto pensavano di riuscire a procedere con i lavori e magari se trovano qualcosa di privato andranno a convergere verso di quelli, con tutti i rischi poi anche di contratti sottoscritti, con penali, con risarcimenti del danno e tutto quello che ne consegue. Quindi l'auspicio qual è? L'auspicio è che questi soldi arrivino, devono arrivare perché è stata concessa la possibilità di fare gare d'appalto e quindi proprio per concludere devono assolutamente arrivare per non mettere in ginocchio le amministrazioni. Senta, altro fronte su cui lei è impegnato, ultimo tema, il super bonus. Abbiamo visto che lì per lì questo provvedimento aveva ricreato un rilancio della nostra economia, in particolare del settore edile, ma insomma un po' di tutto il movimento, di tutto l'indotto, e però sono venute alla luce, lo sappiamo, molte truffe, molti raggiri, e ci sono anche moltissime imprese che non hanno mantenuto le promesse fatte e però i soldi magari li hanno incassati. Cosa sta succedendo e com'è la situazione magari qui nel nostro territorio? Sì, nel nostro territorio hanno già cominciato le procedure giudiziarie proprio su casi similari, vale a dire appalti sottoscritti, quindi certificazioni ancora dubbie da accertare, tanto è vero che le persone cominciano a fare causa e dopodiché ci troveremo davanti proprio a questa impasse che persone che hanno ottenuto con i cassetti fiscali di queste persone intasati e lavori non eseguiti. Quindi cos'è che succede? Succede che soprattutto quelle fatte nelle case, che non dimentichiamolo, finisse con il 30 di settembre, giornata di oggi e di ieri, che verranno prorogate quei termini fino a fine anno, però tutti quelli che avevano dimostrato di aver fatto un 30% di attività al settembre, mi pare di ricordare, dell'anno scorso. Però sono tutti piantati così. Quindi cantieri aperti ancora da anni, addirittura procedure di aziende che hanno convinto i proprietari magari a fare finanziamenti personalizzati che stanno pagando interessi alle finanziarie e però quei lavori ancora da fare. Quindi
si stima che nei prossimi anni il tema del super bonus veramente si rivolti e vada a confluire nelle aule giudiziarie per cercare almeno il recuperabile, perché oggi non è così chiara la situazione, soprattutto perché c'è ancora la speranza di tantissimi sottoscrittori di contratti che i tempi non sono scaduti e che magari all'ultimo minuto per magia queste imprese vadano a concludere, cosa abbastanza dubbia visto i tempi, anche perché si lavora di proroga in proroga, di 3 mesi in 3 mesi e nessuna azienda oggi si impegna, se non l'ha fatto fino adesso non vedo come potrebbero fare negli ultimi 3 mesi, quindi a giochi fermi credo che uscirà, si scoprirà sto vaso di Pandora proprio per capire quanto è stato fatto e quanto in realtà era solo fuffa, esatto, chiamiamola così. Senta, ma lei che sensazione ha? La sensazione è che sono già cominciate queste procedure giudiziarie. Andranno a intasare i tribunali? Andranno a intasare, io per esempio ne ho già in essere, che non sono più quelle delle divergenze sui contratti, ma stiamo parlando di asseverazioni che probabilmente, anzi tante volte quasi sicuramente non sono state realizzate e sostenute con verità, quindi con tutti i problemi anche penali di chi è andato a asseverare lavori che non sono stati eseguiti. E quindi staremo a vedere cosa succederà, ma insomma niente di buono. Sì, anche qua niente di buono, perché le persone che anche la finalità che era quella di coinventare case e quindi renderle più capienti, inteso come mantenimento dei consumi energetici, oggi si sta rivelando che invece non sarà così, anche perché statisticamente, ad esempio nel nostro territorio, le abitazioni, gli involucri edilizi che forse avevano più bisogno sono quelli che non le hanno fatte. Quindi ci sono stati tantissimi immobili magari di 30-35 anni che magari avevano, cioè i proprietari avevano la possibilità oppure avevano anche quell'energia conoscitiva di poter accedere a questo strumento che magari, anzi sicuramente non erano magari quegli involucri edilizi che più avevano bisogno, perché più conteniamo il riscaldamento e migliore la qualità dell'aria e soprattutto a Treviso ne sappiamo qualcosa che non è sicuramente delle migliori. Certo, ecco, per cui anche questo super bonus insomma ci si ritorcerà contro purtroppo. I condomini hanno ancora molto più tempo e lì i nuclei sono più concentrati, quindi le tempistiche... È più funzionale. L'importante è che anche qui lo Stato metta nelle condizioni le aziende di avere le risorse e soprattutto che poi le capienze per poterli poi riconvertire e quindi recuperare. Giorgio Ranello, grazie per questi spunti e naturalmente per i commenti politici anche come coordinatore di Forza Italia di Treviso. Ci risentiremo a presto perché mi sembra che l'evoluzione di tutti questi fenomeni sia continua, no? Tutto molto fluido e purtroppo questa del super bonus diamo conto anche noi come cronaca ogni giorno di truffe scoperte, di imprese che non hanno mantenuto ed è un peccato perché è un'occasione persa per il nostro paese. Noi adesso andiamo a parlare di sicurezza stradale, in particolare sulla Noalese, alle porte di Treviso. C'è stata l'altra sera un pauroso incidente con una corriera della MOM che per evitare il frontale con un'automobile è finita nel giardino di un'abitazione. Il nostro Cristian Arboita ha raccolto i commenti più che altro su quella che è la pericolosità storica di quella arteria dove ieri si è verificato un altro incidente ancora. Vediamo. Bisogna che il muratore sistemi le opere murarie, poi io rifarò il parapetto, guarniera, a recinzione diciamo. Per fortuna che era tardi, non ha fatto solo danni materiali, non a persone. Il fabbro è già al lavoro nell'abitazione della signora Loretta. L'obiettivo è quello di riparare la ferita visibile sulla Noalese, dove i residenti da un lato tirano un sospiro di sollievo, dall'altro ricordano come questo tratto sia stato teatro di troppi incidenti. Non è la prima volta che succedono incidenti qua.
ci sono stati morti. Questo tratto qua è un rettilineo che spinge. E a correre, denuncia Giancarla Martina, che in zona lavora da anni, ci sono anche i pullman, sia di linea che quelli dedicati al trasporto passeggeri da e per l'aeroporto. Corrono troppo veloci. Io lo prendo spesso, io ho paura in questo tratto di strada, perché è un rettilineo e corrono veloci. E poi dall'aeroporto in poi rallentano perché hanno fatto il carico dell'aeroporto, tutti i passeggeri, no? Tutti i biglietti, perché quello che si preoccupano di fare i biglietti all'aeroporto, mentre c'è il bus navetta che va dall'aeroporto alla stazione di treni, caricati vanno più lentamente, però questo tratto di strada è pericoloso perché io ho paura, non solo io ma anche mio marito. Ma per la parte di competenza arriva immediata la risposta di MOM. A me non risulta, è la prima volta che sento una cosa del genere. Ricordo che non ci sono solo gli autobus della MOM in via Nualese, perché ci sono anche i transfer dell'aeroporto e su questi io non ho conoscenza perché non sono autobus nostri. Intanto la cronaca registra sempre sulla Nualese un'altra tragedia sfiorata con un'auto capottata, un ferito fortunatamente non grave in ospedale, traffico nuovamente in tilt, l'incidente alle 4 del pomeriggio, 2 mezzi coinvolti con i pompieri che hanno estratto dalle lamiere il conducente della macchina rovesciata. Sul posto per i rilievi la polizia locale, la situazione è gradualmente rientrata nella normalità. Questo è lo scenario ieri in Noalese, lo avete sentito, e sempre in tema di sicurezza stradale sta facendo molto discutere l'ipotesi, il provvedimento, no? L'idea dei taxi gratuiti fuori dalle discoteche, in particolare sul litorale, per i ragazzi che non si vogliano mettere alla guida dopo aver bevuto. È partita il 4 agosto, si concluderà a fine stagione, diciamo il 20 di settembre, questa sperimentazione. Iniziativa che non deve essere letta dai ragazzi come una possibilità di bere di più, ci ha detto Giannino Venerandi del sindacato Locali da Ballo. La vera essenza è quella di garantire uno strumento in più di sicurezza per chi ha appunto dei livelli non consentiti per mettersi alla guida. È partita lo scorso fine settimana in 6 discoteche italiane, tra cui il Muretto di Jesolo, la sperimentazione del Ministero dei Trasporti insieme al sindacato Locali da Ballo contro gli incidenti stradali. Taxi gratuiti per accompagnare a casa i ragazzi che hanno un tasso alcolico che non permette loro di mettersi alla guida. Ci sono comunque delle procedure, una di queste è quella di fare l'alcol test. Noi abbiamo i nostri dispositivi qui negli ingressi dei locali. Da quel risultato si valuta se è il caso di far accompagnare a casa la persona con il taxi. Il costo dei taxi, che coprono un raggio di 20-30 km, è a carico del Ministero e viene in una prima fase anticipato dalla discoteca. L'obiettivo è quello, una volta conclusa il 20 settembre la fase di sperimentazione, di estendere l'iniziativa anche agli altri locali da ballo. Dove ci saranno degli accordi tra noi che abbiamo queste attività di pubblico spettacolo e appunto i taxisti o chi ha attività di noleggio. In questo modo potremo dare un servizio in più. Il servizio di taxi gratuito ha suscitato pareri favorevoli, ma anche molte perplessità. Qualcuno teme infatti possa essere letto dai ragazzi come una possibilità per loro di bere di più. Probabilità che per lo stesso Venerandi e per il sindaco di Spresiano, comune dove si trova una delle discoteche più conosciute della Marca, non va assolutamente presa in considerazione. Non è questo un invito a bere di più. Ben venga se è una sorta di monito per dire ragazzi guardate che se andate in discoteca non dovete bere, ma se bevete vi diamo una mano ad andare a casa. Non deve essere la regola, ecco. Queste dunque le opinioni anche del sindacato Locali da Ballo, oltre che dei sindaci. Torniamo sull'omicidio di Varago di Maserata adesso, perché c'è in un video quelli che sono stati gli istanti fatali al 17enne Aymen Adda Benameur, con accuse e difesa che la vedono in maniera naturalmente molto differente. Per la famiglia non c'è stata un'aggressione da parte della vittima verso il suo assassino, come emergerebbe. Vediamo.
In pochi lunghissimi minuti si è consumata la tragedia. Elia Fiorindi ed Aymen Adda Benameur si sono incontrati vicino ad un giardino a Macerata per la cessione di un panetto di droga. Poi la situazione è degenerata. La certezza è che Elia ha estratto un coltello da colpito il 17enne. Dopo quasi 3 mesi dal delitto è spuntato un video shock che riprende i 2 ragazzi discutere. Su queste immagini le versioni dei 2 legali divergono. L'avvocato della famiglia della vittima, Luciano Meneghetti, non crede all'aggressione di Aymen verso Elia, sostenuta invece dalla difesa del 18enne in carcere per omicidio. La consulenza della procura nel video che esiste agli atti su cui è stata fatta l'analisi forense non dà atto di una presa al collo nei confronti dell'assassino e soprattutto non dà atto e non riscontra un coltello impugnato dalla vittima. E quindi dà atto soltanto di un coltello impugnato dall'assassino che lo estrae in modo repentino dalla tasca e nell'arco di 3 secondi, dà atto il consulente, sferra 4 colpi. Insomma, non ci sarebbe, secondo il legale, nessun secondo coltello impugnato dalla vittima. Non lo escludo io, lo esclude la consulenza della procura, perché se la consulenza della procura non rileva un coltello impugnato dalla vittima, tutta la versione dell'assassino reo confesso non ha rilievo ai fini di avvalorare una legittima difesa. Il legale ha parlato nei giorni scorsi con la famiglia dei Aymen, famiglia distrutta dal dolore. Questi dunque gli aggiornamenti sull'omicidio di Varago. Prima di andare al prossimo servizio diamo un'occhiata al sito di Treviso Today che dà conto rispetto all'incidente di cui parlavamo poco fa, quello della corriera Mom finita in un giardino privato per evitare l'impatto con un SUV, che l'82enne alla guida proprio di questo SUV sarebbe risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro. Sappiamo che è stata proprio la macchina condotta dall'anziano a invadere la corsia opposta con il conducente della corriera, su cui viaggiavano anche alcuni passeggeri in quel momento, che per evitare l'impatto, così poi aveva raccontato, ha deviato andando a finire contro la recinzione, sfondandola di un'abitazione, e anche lì la proprietaria di casa aveva detto viva per miracolo, per cui insomma una vicenda che poteva avere delle gravissime conseguenze. Adesso viene fuori anche l'esito dell'esame alcolemico con un tasso ben oltre il consentito, stando a quello che riporta Treviso Today. Andiamo a Cessalto adesso, perché nei territori colpiti dal maltempo delle scorse settimane continua la conta dei danni. A Cessalto, siamo ai confini tra la provincia di Treviso e il Friuli, c'è stato e la provincia di Venezia, c'è stato un allagamento, ci sono stati diversi allagamenti domenica con il fortunale che si è scatenato nel pomeriggio, ma qui continua anche la conta dei danni provocati dalla grandine. Sentiamo il sindaco. Domenica abbiamo avuto questa pioggia estemporanea di grandissime dimensioni. In alcuni punti del paese abbiamo registrato 40 mm di pioggia, che sono circa il 4-5% della pioggia che abbiamo in un anno in pochi minuti, quindi è normale che questo ha creato uno stress in tutto il sistema di accumulo dell'acqua che arrivava. Acqua accompagnata da forte vento che ha divelto alberi. Ad essere maggiormente colpita è stata la zona di Sant'Anastasio. Al laghetto Valeri sono ancora visibili i danni provocati dal forte vento che ha sradicato le radici di piante secolari. La capacità del terreno naturale di trattenere l'acqua era già fortemente stressata dalle piogge delle settimane precedenti, e quindi questo ha creato l'incapacità di trattenere l'acqua. Ci sono delle zone industriali che sono state allagate, ma sono stati dei allagamenti temporanei dovuti proprio all'eccezionale pioggia a cui comunque dovremo far fronte.
Eventi atmosferici estremi che si susseguono da settimane e che rendono difficile una stima dei danni definitiva. È difficile fare un bilancio perché è un luglio che è continuato fino in agosto, quindi abbiamo avuto dei danni già dalla prima quindicina di luglio. È ancora in corso, infatti, la conta dei danni nelle aziende agricole del territorio dopo le forti grandinate di luglio. Una tra le più colpite, un'attività di via Calstorta. Questo risultato oggi, con 6 persone quasi fisse tutti i giorni che hanno lavorato per salvare il salvabile, ma comunque sostituire i pali che adesso sono già stati sostituiti, adesso bisogna tirare sulle piante che si sono salvate, i ciliegi li abbiamo già tirati in piedi e speriamo che si salvino la maggior parte di pianti possibili. Meli e ciliegi abbattuti, radici strappate dal vento nel giro di pochi minuti. Un raccolto che doveva avvenire intorno ai primi di settembre e che ora sarà quasi dimezzato. 50.000 euro le perdite stimate. Per non parlare dei vigneti, già duramente messi alla prova dalla flavescenza dorata e attraverso i quali Michele ci accompagna per farci vedere i segni della grandine. Questo è un altro danno da cricco di grandine, questo anche, vedi? Questi danni su un tralcio del genere ti privano del raccolto anche del prossimo anno. Qui c'è solo da piangere, però non piangiamo, ma ci tiriamo sulle maniche e andiamo avanti. E tra l'altro sono ben 1500 i bidoncini dell'umido invece che Savno, l'azienda di raccolta dei rifiuti della Sinistra Piave, ha consegnato agli utenti in sostituzione dei precedenti, li vedete, danneggiati dalla grandine proprio delle scorse settimane. Le richieste di cambio sono arrivate dai residenti dei comuni più colpiti, sono tanti, dal quartiere del Piave alla zona del Vittoriese, e proprio a Pieve di Soligo in un solo giorno sono stati consegnati 300 bidoncini, anche questo da diciamo i termini di quello che è successo con le grandinate dei giorni scorsi e di quelli che sono stati poi gli impegni per ripristinare tutto quello che era stato danneggiato. Adesso noi alleggeriamo, voltiamo pagina, parliamo di stelle perché è collegato, lo saluto e lo ringrazio, Silvano Tocquet dell'associazione Astrofili Vittorio Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei Silvano, perché si avvicina la notte delle stelle cadenti, lo chiamiamo noi profani, ma voi astrofili sicuramente avete notizie un pochino più scientifiche su questo, e voi avete anche in programma una bella iniziativa per guardare il cielo. Certo, quest'anno tentiamo di fare una cosa che è tecnicamente anche un pochino difficile. Da 2 anni facevamo ogni anno la serata delle stelle cadenti in un piccolo borgo del comune di Segusino sulle Prealpi Venete, località Borgo Milies. Quest'anno tentiamo di fare una diretta streaming dall'osservatorio, perché il telescopio dell'osservatorio è ben altra cosa rispetto ai piccoli telescopi portatili che riuscivamo a portare, e speriamo di far vedere loro attraverso questo collegamento tecnologico. Speriamo di fargli vedere le cose che si vedono soltanto con un telescopio di 60 cm di diametro. Ecco, appunto questa diretta come sarà osservabile e, come diceva lei, cosa si potrà vedere? Allora, le stelle cadenti normalmente si vedono ad occhio nudo, quindi bisogna guardare da tutte le parti del cielo e aspettare queste scie luminose, che non sono altro poi che l'impatto di questi frammenti minuscoli con l'atmosfera terrestre, solo che questo impatto avviene a velocità elevatissime, dell'ordine dei 30 km al secondo, per cui questi piccoli frammenti di meteorite non riescono a dissipare il calore e scoppiano. Quello che noi invece vogliamo far vedere sono galassie e ammassi stellari, che col nostro telescopione da 60 cm si riescono a catturare con pochi secondi di esposizione, ma parliamo di oggetti che si trovano addirittura a milioni di anni luce di distanza dalla nostra Terra, quindi dalla nostra galassia. Quindi questi frammenti, ecco, adesso stiamo vedendo la cometa che ha originato questi frammenti. Questi frammenti sono in realtà polvere di comete, quindi polvere di stelle, e noi li chiamiamo stelle cadenti.
È comunque molto poetica come definizione, no? Polvere di stelle. Senta, Proprio così. com'è possibile collegarsi alla vostra diretta? E questo sarà un po' complicato questa volta, perché riserviamo la diretta soltanto a Borgo Milies. In altre occasioni ci stiamo attrezzando per poter fare delle dirette e metterle a disposizione del pubblico, che ci può vedere sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro canale YouTube. Basta cercare Associazione Astrofili Vittorio Veneto e qualcosa l'abbiamo già pubblicato. Normalmente però queste osservazioni si fanno il venerdì sera, quando l'osservatorio è completamente aperto al pubblico, quindi meteo permettendo noi siamo a disposizione del pubblico che vuole visitare l'osservatorio di Piadera. Ci sono tante iniziative nel territorio in concomitanza con San Lorenzo, è vero? Si è diffuso sempre di più, ma poi ci sono tanti gruppi di appassionati. Certo, in tutta la provincia, ma direi in tutta Italia, però il Veneto come regione è una di quelle che ha più gruppi astrofili che mettono a disposizione i loro strumenti per il pubblico. I gruppi organizzano le serate che in questi ultimi anni sono i vari calici di stelle e mettono a disposizione la loro conoscenza, i loro telescopi, per poter spiegare al pubblico quello che sta succedendo. Un fenomeno naturale, però molto molto poetico. Dobbiamo tener conto che la nostra Terra incontra l'orbita della cometa Swift-Tuttle dall'inizio di agosto fino alla fine di agosto. È chiaro che il punto di impatto maggiore è intorno all'11, 12, 13 agosto. Sono i giorni delle Perseidi, delle lacrime di San Lorenzo. Allora, per chi non è dotato di strumentazioni particolari, lei che è un appassionato e un esperto, quando mettersi col naso all'insù, magari anche, proviamo nel giardino di casa, ipotizziamo che uno non si muova, oppure che località magari vicino a casa raggiungere, che circostanze sono migliori per provare a vedere qualche stella cadente? Allora, ogni cielo diciamo che va bene. È chiaro che l'inquinamento luminoso fa la sua parte, quindi è consigliabile trovare dei cieli bui, dei cieli con punti osservativi a una certa quota. Mi viene in mente per esempio il sito osservativo del Monte Pizzoc, ma qualsiasi località, pianezze, altopiano di Asiago, sono sufficientemente alti per essere al di fuori del pulviscolo atmosferico del vapor d'acqueo che esalta il fenomeno dell'inquinamento luminoso. Lo strumento principale è l'occhio umano. Per vedere le Perseidi bisogna guardare, avendo a disposizione un orizzonte più ampio possibile, e guardare in tutte le direzioni. Vorrei dire che la parte della notte più ricca di meteoriti è la seconda. Quindi se qualcuno vuole alzarsi dalle 3 alle 4 del mattino potrebbe avere delle sorprese positive. Quindi sarebbe il momento migliore quello, e in quale notte allora? Lei prima faceva delle date. Ma diciamo il massimo è previsto intorno al 13, però dall'inizio di agosto fino al 20, 22, 25 agosto c'è questa concentrazione di pulviscolo, di polvere di stelle, polvere di cometa, che dà origine appunto alle stelle cadenti. Il massimo è quindi il 13 agosto. E con cui esprimere un desiderio, come tradizione, no? Beh, non deve mancare. E lei che desiderio esprimerebbe, ce lo dica? No, sono troppi, non li posso elencare. Benissimo, allora grazie di questo contributo, e abbiamo dato qualche suggerimento per chi volesse, visto che il tempo è tornato sereno fortunatamente, mettersi a guardare il cielo. Grazie a voi. Grazie Silvano Tocchette dell'Associazione Astrofili Vittorio Veneto, e buona osservazione allora, vista la bella iniziativa che avete organizzato. Grazie ancora. Grazie. Noi andiamo avanti e parliamo invece di alpini con il nostro Alex Giuliano, perché a Marostica è stato ritrovato un cappello storico proprio dagli alpini, ma ancora non si sa chi è il proprietario. La ricerca continua, e allora ci dovrebbe essere Alex collegato con Fortunato Pigato, che è presidente proprio degli alpini di Marostica. Alex, buongiorno.
Un buongiorno allo studio e un buongiorno chiaramente a tutti i nostri telespettatori. Noi ci troviamo in compagnia del presidente degli Alpini di Marostica, Fortunato Pigato, proprio nella sede delle Penne Nere a Marostica per raccontarvi una storia molto particolare, una storia iniziata nel 2008, anno in cui una famiglia di Bassano, in occasione proprio della Dunata Nazionale che si era svolta nella città del Ponte Vecchio, trova questo cappello degli Alpini, un cappello molto particolare con delle medaglie che hanno un grande valore, un cappello che da allora cerca il suo legittimo proprietario. Sì. Niente, questo è un cappello che è medagliato, ha una croce di guerra al valore militare, inoltre anche una medaglia, diremo di bronzo, coniata con il bronzo del nemico, e sicché diremo diventa importante questo cappello, perché penso che quello che l'ha smarrito sicuramente ha passato un periodo non buono, anche perché per noi alpini il cappello è una cosa importante. Assolutamente. Allora dobbiamo dire che il figlio di coloro i quali hanno ritrovato questo cappello nel 2008 lo ha consegnato proprio a un suo consigliere. Esatto, è stato consegnato a un mio consigliere e il mio consigliere me l'ha portato, dice: guarda, questo è un cappello che è stato trovato appunto ancora nel 2008 alla Dunata Nazionale di Bassano, e questi qui se lo sono tenuti a casa per 15 anni in pratica, e adesso sicuramente che anche il proprietario di questo cappello avrà un'età veramente avanzata, perché è un medagliato appunto con una croce di guerra al valor militare, questa medaglia che è una medaglia che io non ho mai potuto vedere, e sì che è una medaglia importante perché è stata coniata, forgiata con il bronzo del nemico. Un cappello dunque molto particolare che racconta una storia importante. È chiaro che magari gli eredi o comunque magari i figli, i nipoti dell'alpino che lo ha calzato, che lo ha indossato, sono e possono essere delle persone che vogliono riappropriarsi di questa parte della storia della loro famiglia, e voi come Alpini di Marostica lanciate anche un appello. Sì, diremo che chi sarà in grado di riconoscere questo cappello magari si mette in contatto con la nostra sezione, che noi saremo ben lieti di consegnarlo al proprietario o ai parenti o ai nipoti o ai figli di questo signore. Oltretutto è anche un artigliere di montagna, e sì che questo cappello ha la sua storia. Un cappello che ha la sua storia, e a questa storia noi cerchiamo di dare un lieto fine. Con il presidente Fortunato Pigato, presidente degli Alpini di Marostica, dalla sede delle Penne Nere marosticensi è tutto. E allora chiudiamo con le immagini di Andrea Benetti sul cappello in cerca del suo proprietario, un cappello possiamo dire in cerca d'autore, se vogliamo fare un po' una citazione letteraria, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, grazie, speriamo che questo giallo si risolva presto. E invece andiamo con le ultime immagini per questa nostra diretta. Il salvataggio che è avvenuto da parte del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa nelle scorse ore per recuperare un cane, un Akita americano, che era finito bloccato in un canale dopo essere scappato all'improvviso al controllo della padrona, probabilmente seguendo le tracce di animali selvatici. Muna, questa cagnolina, insomma di 40 kg in realtà, non proprio una cagnolina, stava passeggiando con la sua proprietaria, una 25enne di Loria, in Valle San Liberale. Quando è scesa appunto nel canale non c'è stato modo di farla risalire, e allora 4 soccorritori hanno raggiunto, l'avete visto, padroni e cagnolina per recuperarla, quindi davvero bravissimi e grande attenzione anche agli animali. Allora noi chiudiamo qui, ringrazio Francesco Cerone e Alberto Pivetta, vi ricordo adesso le previsioni del tempo, e dopo dalle 13:30 il film Il Corsaro dell'Isola Verde di Robert Siodmak con Burt Lancaster, Nick Cravat e Eva Bartok. Un pirata acrobata e il suo aiutante supportano un gruppo di ribelli dei Caraibi contro la Spagna, fornendo un inventario di armi, quindi avventura. Grazie a voi, io vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.
Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio, il tempo dunque sarà buono e il clima gradevole. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 9 agosto. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, tuttavia nel pomeriggio non si potrà escludere qualche annuvolamento più intenso sulle Alpi, anche con occasionali brevi precipitazioni associate. Temperature in graduale aumento, minime tra 13 e 20 gradi, massime sui 24-29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso poche novità, tanto sole, su tutti i settori il cielo sarà sereno o velato. Nelle ore pomeridiane avremo degli addensamenti in montagna accompagnati da qualche possibile rovescio. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, come vediamo dalla grafica. Verso nord nubi più fitte con temporali, specie sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.